Vendita di Villa Emo, lo sforzo del comune per sensibilizzare più soggetti possibili alla volontà della comunità di Vedelago di mantenere legato al territorio un gioiello storico-artistico di quel calibro raggiunge anche il governo. Il sindaco Cristina Andretta ha inviato al ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli la delibera di consiglio che dà mandato alla giunta di intraprendere tutte le strade possibili per evitare che la villa palladiana se la aggiudichi un privato, magari straniero, che ne limiti l'uso pubblico, accompagnandola a una lettera in cui si ripercorre la storia di quel bene e si sottolinea l'attaccamento della gente al complesso di Fanzolo. Missiva inviata anche al governatore del Veneto Luca Zaia. Cosa vi aspettate da questi enti, da Regione e dallo Stato? Sicuramente un appoggio, sicuramente attendiamo con ansia un cenno di riscontro affinché insomma ci diano loro gli input per poter proseguire l'azione e perché no, magari davvero una rassicurazione per la continuazione dell'apertura al pubblico della villa. L'amministrazione ha anche chiesto e ottenuto per la prossima settimana un confronto con il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Vedelago, Piero Pignata. Sarà il primo formale faccia a faccia tra comune e banca su questo spinoso tema. Quanto all'atto di indirizzo approvato lunedì sera nella seduta straordinaria di Consiglio, prosegue la sua strada. Abbiamo inviato la delibera che abbiamo approvato all'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana e anche all'Anci Veneto con sempre una lettera accompagnatoria con la preghiera di diffusione e adesso attendiamo le risposte da parte dei colleghi. Oggi stesso ho anche ricevuto una telefonata da parte del sindaco di Treviso che ci dà il suo appoggio, insomma, che ci ha detto che anche nella loro programmazione, insomma, nelle loro idee sicuramente rientra anche quella di tutelare beni così importanti come Villa Emo.